Buon pomeriggio, ben trovati. Anche oggi i nostri approfondimenti saranno dedicati al ricordo della figura di Papa Francesco, proprio mentre in queste ore la salma del Pontefice è stata trasportata nella Basilica di San Pietro, dove rimarrà per 3 giorni, durante i quali i fedeli potranno rendere omaggio al Papa, un Papa rivoluzionario. Stiamo vedendo in questo momento le immagini in diretta di Vatican Media, un Papa rivoluzionario. Lo abbiamo sentito dire più volte in questi giorni durante le dirette televisive. Ovviamente il mondo si è fermato, anche il mondo della comunicazione si è fermato per aprire uno spazio in diretta, uno spazio che ricordi la figura rivoluzionaria di quest'uomo, e noi ne parleremo anche oggi in diretta durante il nostro Focus. Ho il piacere di avere ospite con me, buon pomeriggio, Monsignor Dario Edoardo Viganò. Buon pomeriggio, grazie davvero per la sua presenza preziosa, anche un po' inaspettata, possiamo dirlo. Lei è stato già prefetto per la comunicazione di Papa Francesco, quindi una persona molto vicina anche alle scelte di comunicazione del Papa, e adesso è vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, con specifica competenza per il settore della comunicazione. In collegamento tra poco avremo, chiedo anche alla regia, Salvo Noè, che è uno psicologo, uno psicoterapeuta, che è stato a stretto contatto con il Papa Francesco, con il quale ha dialogato e dal quale poi è uscito un libro, ma ne parleremo tra pochissimo. Allora, Monsignor Viganò, intanto andiamo in diretta con le immagini, commentiamo cosa sta accadendo in queste ore. Abbiamo detto la salma del Pontefice è stata trasportata nella Basilica di San Pietro. Vediamo se riusciamo anche a vedere le immagini in diretta. Eccole, le vediamo. E già questo racconta tutto, le sue espresse volontà, certo, di essere ricordato in una bara semplice, in una bara di legno semplice, dice tutto, diciamo, della sua cifra stilistica. Certo, ma sì, in fondo dice quello che lui ha desiderato già dal giorno dell'elezione a Pontefice, quando disse quanto vorrei una Chiesa povera per i poveri, cioè una Chiesa che possa essere più sobria, possa vivere di essenzialità, senza orpelli, senza sovrastrutture. E poi certo in questa Chiesa povera c'era anche l'indicazione di una Chiesa che sapesse chiedere come fanno i poveri, cioè sapesse ascoltare dagli uomini e dalle donne concrete che vivono quotidianamente delle fatiche, delle complessità, come insieme trovare delle soluzioni per seguire il Vangelo del Signore Gesù. E qui vediamo come al termine della sua esistenza terrena Papa Francesco sia di fatto riuscito a trasformare il rito funebre, il rito delle esequie dei sommi pontefici, in maniera proprio più sobria. Non c'è più il catafalco. Noi ricordiamo probabilmente l'esposizione che avvenne, quella di Giovanni Paolo II, che era appunto un catafalco alto con il corpo del pontefice che poteva essere venerato, ricordato, come sta avvenendo adesso, mentre oggi abbiamo un pontefice che è già nella cassa, quella stessa cassa che, come dice nel suo testamento spirituale, sarà interrata, e dice: e voglio sopra solo il nome Franciscus. Ecco, questo dice un po' la sobrietà, e credo che sia uno sfilare di uomini, di donne, probabilmente anche di curiosi, di turisti, perché no? Cioè tutti hanno la possibilità di accedere a ricordare questo pontefice. Ecco, speriamo che oltre a pregare perché il Padre lo accolga, come certamente avrà già fatto nelle sue braccia misericordiose, possa questo pontefice anche ricordare come ciascuno di noi in fondo è chiamato ad essere un uomo, una donna sobria, semplice, che condivide quello che ha con chi invece ne ha bisogno. Ha reso il papato un fatto umano, sicuramente è stato percepito anche più vicino dai fedeli, ma anche da chi non è fedele. Ma certamente proprio il giorno dell'elezione questo è stato percepito immediatamente, sin da subito, con il saluto colloquiale, esatto, ai fedeli. Esatto, e qui devo dire, per esempio, siamo in una televisione, quindi questo credo sia
un po' il vostro cibo quotidiano, in maniera del tutto fortuita, perché io non conoscevo Bergoglio, che poi divenne Papa Francesco. Io ero stato chiamato da Benedetto come direttore del Centro Televisivo Vaticano, però decisi di mettere sulla loggia centrale di San Pietro una telecamera che in qualche modo inquadrasse un po' da dietro il Papa e il cerimoniere che si sarebbero affacciati sulla loggia. In questo caso assolutamente fortuito, però è stata una felice coincidenza. Perché? Perché in regia abbiamo potuto costruire due punti di vista, cioè il punto di vista, diciamo, del pontefice che guardava il popolo radunato in piazza e il punto di vista della piazza che guardava invece il pontefice, e questo ha fatto proprio nascere da subito l'idea del Papa del dialogo, no? Di un botta e risposta, il fatto che lui disse: io adesso mi inchino, voi pregate per me, poi dopo lui dà la benedizione, e in fondo il dialogo è la cifra proprio di questo pontificato, no? Un dialogo anche molto semplice, molto immediato, un dialogo che non usa parole astratte, proprio perché è un uomo che porta la sua formazione, cioè lui ha vissuto con la concretezza e a volte anche la durezza dell'esistenza, della vita concreta, e quindi il suo linguaggio è stato il linguaggio della vita, non ha usato formule astratte, teologiche, concetti, ha usato proprio quella parola, quelle parole. A volte ha costruito dei neologismi perché ci fosse una comprensione immediata. Questo è un bene o un male? Questo è il suo tratto, cioè no, è difficile dire se è un bene o un male. È il suo tratto che ha reso il suo magistero fatto di discorsi molto importanti e scritti, di dialoghi a volte così immediati e anche di gesti, perché tutta la sua vita è stata costellata da un magistero dei gesti. Ma i gesti, portare la borsa, ma fino alla macchina, quando diciamo magari non utilizzava la papa mobile, soprattutto ai primi tempi, lo hanno ricordato tutti, le scarpe, quindi questo suo modo di essere, anche andare a comprare gli occhiali, passare anche il negozio di musica dove andava spesso, certo, prima di rivestire il suo ruolo, quel ruolo, il sommo ruolo, il ruolo più importante, e poi fino alla fine, quando poco prima di andare via, prima della Pasqua, uscì in carrozzina, quindi sulla sedia a rotelle, senza le vesti ufficiali, con, certo, un poncio. Esatto, poncio dei lavoratori. Ma diciamo che è anche stato, diciamo, oggi perché noi proviamo un senso di smarrimento? Perché in fondo noi abbiamo visto un Papa certo anziano con qualche problema di deambulazione eccetera, però di fatto dopo che le settimane passavano in ospedale, quindi ci hanno preparato al peggio, lentamente abbiamo visto che il pontefice si è ripreso, abbiamo visto che è uscito dall'ospedale, abbiamo visto che è riuscito a resistere un po' diciamo, al sequestro di persone, chiamiamolo così, che i medici gli avevano imposto. Però poi appunto l'abbiamo visto che nonostante la sua situazione ha voluto andare a vedere i lavori di restauro di San Pietro e poi lo abbiamo visto il giorno di Pasqua con l'abito talare bianco, vestito da Papa, che ha voluto fare proprio il grande viaggio sulla Papa mobile, quasi a salutare il suo popolo. Cioè, mentre come se lo sentisse anche un mentre po'. noi pensavamo che ce l'avrebbe fatta, lui forse sentiva che erano gli ultimi istanti, quindi ha voluto consegnarsi, consumarsi definitivamente e totalmente per quel popolo che Dio gli aveva affidato, e questo è stato secondo me anche per ogni cristiano, per ogni credente, ma per un Papa stesso, credo davvero molto bello, cioè che la sua Pasqua, il suo passaggio alla vita eterna che aveva ricevuto in dono nel battesimo è avvenuto esattamente nel giorno di Cristo che ha vinto la morte. Una coincidenza bellissima, bellissima, sì, che ci fa pensare anche che le coincidenze poi non esistono in questo sono i modi con cui Dio sta parlando nella storia. Esatto, quindi già era un Papa entrato nella storia, sicuramente questo lo farà entrare ancora di più nella storia, e tutti quanti dicono, come fu per Papa Giovanni Paolo II, sarà anche lui un, certo, Papa santo. Vediamo se è riuscito a collegarsi con noi il dottore Salvo Noè. Ecco, lo vedo. Buon pomeriggio, dottore Noè.
Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben trovato. Allora, come stavamo raccontando in studio, intanto le dico subito questo aneddoto riferito al Monsignor Viganò, vi presento anche a distanza. Il Monsignor Viganò, quando Papa Francesco fu eletto e si affacciò dal balcone con quel suo modo colloquiale, salutò i fedeli sotto in piazza che lo acclamavano e disse la frase famosa "fratelli e sorelle, buonasera", che da subito fece intendere, no? La cifra stilistica, certo, di questo nuovo Papa. Monsignor Viganò era alla direzione della TV Vaticana e proprio in quel momento per la prima volta mise, diciamo, una doppia telecamera, giusto, che dava la ripresa da dietro del Papa, quindi la visuale del Papa verso il pubblico, e l'altra telecamera davanti, la visuale del pubblico verso il Papa. Da subito questo televisivamente fu un dialogo straordinario che poi divenne anche la consuetudine di Papa Francesco, un dialogo che hai portato avanti anche tu, anche lei personalmente, dottor Noè, con Papa Francesco, tant'è che ne è nato un libro, La paura come dono, che è un dialogo, il primo dialogo di uno psicologo con un Papa reggente. Eh sì, nasce tutto dopo la pandemia perché la pandemia ha creato una serie di paure. Allora l'idea è stata proprio quella di fare un libro che potesse far capire alle persone che la paura, se utilizzata bene, può diventare anche una possibilità, non soltanto per proteggerci, ma anche per sviluppare altre abilità nella nostra vita. E allora un giorno, andando da lui, dissi: Papa Francesco, molta gente ha paura perché la pandemia ha creato molte paure, vorrei scrivere questo libro in maniera propositiva, mi dà una mano? E lui è stato molto, cioè ha consentito a questa mia richiesta, e quindi da lì nasce questo dialogo della paura come dono, dove lui mi parla anche delle sue paure. Però non è stato così immediato arrivare a Papa Francesco, però vorrei che lei lo raccontasse anche a Monsignor Viganò come è arrivato a Papa Francesco. Ci è arrivato in un modo che stavamo raccontando prima, no? Rappresenta esattamente quello che il Papa ha fatto, ovvero questa comunicazione un po' pop per raggiungere i fedeli, una sorta di normalità come canone apostolico. Lei un giorno era in piazza San Pietro con un cartello con la scritta in mano "vietato lamentarsi", e il Papa l'ha notato. Sì, è perché nel 2013, appena eletto Papa, sento delle sue omelie, anche delle sue conversazioni, dove lui parla spesso che il lamento addirittura fa male al cuore, tutte frasi legate al lamento e al giudizio. Allora io avevo già ideato il cartello, allora penso di poterglielo far arrivare. Non ci riesco per un po' di anni, per 4 anni ci provo, ma non ci sono riuscito. Poi nel 2017 invece riesco ad arrivare a Piazza San Pietro, sì, sul Sagrato. Lui fa il solito giro del baciamano, quando arriva da me io gli faccio vedere il cartello e lui si incuriosisce moltissimo, e da lì parte un dialogo tra di noi, e dice a un suo collaboratore: voglio che questo cartello si metta davanti alla mia porta. Poi non ne so più nulla, chiaramente il Papa va via da Piazza San Pietro e mi dice: ci vediamo presto. Io dico: vabbè, il Papa avrà tante cose a cui pensare, non è che si mette magari con me. E quindi da lì poi finisce tutto. Dopo un mese invece sui giornali esce fuori la notizia che il Papa ha deciso di mettere questo cartello davanti alla sua porta, e da lì chiaramente un boom mediatico, perché molte persone si interrogano su chi è questo Salvo Noè che viene dalla Sicilia, e come mai il Papa ha messo questo cartello davanti alla sua porta. Monsignor Viganò, lei che lo ha conosciuto direttamente, immagino che non si stupisca di questa cosa, no? No, intanto il cartello c'è e credo che diciamo, il motivo per cui l'abbia messo è anche molto evidente, no? Perché diciamo, è chiaro che ognuno ha delle aspettative per sé, e quindi quando queste aspettative non si realizzano inizia questa lamentazione coelettiana, no? Quindi diciamo, è stato molto simpatico quel cartello e credo sia anche molto terapeutico, quindi grazie davvero per questo dono al Papa. E poi comunque il Papa era così, cioè nel senso, l'abbiamo visto anche al Gemelli in fondo, con la fatica che faceva.
è riuscito a dire una parola, quella della signora con i fiori gialli, no? Per cui lui viene colpito da qualche cosa, intuisce che c'è qualche elemento di particolare importanza, e quindi è un uomo che ha avuto diciamo una grande capacità di memoria e soprattutto una grande attenzione alle persone. A volte non so se ricordate alcune immagini in cui anche durante un Angelus, ad esempio, durante degli appuntamenti che si reiteravano nel tempo, ma sempre con una sua liturgia, con una loro liturgia, a volte Papa Francesco guardava l'ora, ma non era un guardare l'ora perché era stanco di ciò che stava vivendo, ma era un guardare l'ora perché lui magari aveva dato un appuntamento e non voleva arrivare tardi, quindi era sempre molto attento alle persone. Naturalmente questo molto evidente nei primi anni. Tutto questo è diventato più faticoso man mano che emergevano anche le problematiche fisiche che poi lo hanno portato appunto al ricovero e alla morte. Salvo Noè, un dialogo con il Papa, ma il Papa aveva paura? Certo, lui mi diceva sempre: ho paura, soprattutto quando devo prendere delle decisioni importanti, che chiaramente cambiano anche i destini, anche all'interno della Chiesa. Quindi la paura, diceva, fa bene, perché ti permette di prendere decisioni migliori, proprio perché è una buona consigliera. Quindi dice: non ho paura in termini limitanti, ma in termini di possibilità. Tu quindi in qualche modo dialogavi anche nelle vesti di psicologo, però ci viene da domandarci, ma il Papa sicuramente avrà quanti medici, quanti psicologi, quanti consiglieri, quante persone con le quali si può confrontare, e invece poi ha scelto un siciliano di Acireale per confrontarsi. Sì, ma perché usciva fuori subito questo aspetto umano, e poi quando noi entravamo in quella stanza a Santa Marta era sempre un modo per confrontarci anche sulle tematiche sociali, ma anche su qualcosa di personale, perché chiaramente usciva fuori sempre qualche discorso che faceva parte della vita sia mia che sua, quindi usciva fuori subito questo aspetto umano. E per me era un padre, un nonno, era qualcuno con cui confrontarmi, ed erano particolari anche i suoi silenzi, perché delle volte io facevo delle domande a lui anche su cose interne alla Chiesa, e lui entrava in una specie di silenzio riflessivo, ma anche un po' triste delle volte, e quindi si metteva lì con la sua manina e pensava. E poi magari mi rispondeva, quindi aveva anche questi silenzi erano molto pieni di significato, e quindi tutto questo ricordo per me è qualcosa che mi fa emozionare moltissimo, e quindi in questi giorni è un continuo ricordare momenti, discussioni e cose che abbiamo condiviso. Monsignor Vigano, all'immagine della manina sul mento di Papa Francesco, ha sorriso. Ma sì, perché diciamo Papa Francesco è stato un uomo decisamente vero, e radicato nel Vangelo, soprattutto in quella grande tradizione ignaziana, gesuitica, quindi non faccio fatica a capire perché lui ha detto che la paura era una buona compagna nelle decisioni, perché appunto ti permette di rallentare il passo, di prendere tempo, quindi diciamo è ciò che per lui, soprattutto con il carattere che aveva, certamente è stata una buona compagna. Dico però anche che quando prendeva dei silenzi, dei tempi di silenzio, è perché Papa Francesco era anche un grande furbone, e quindi diciamo sapeva diciamo, che vivere un rapporto personale pur importante, pur bello, ma sapeva anche diciamo, proteggere alcuni aspetti della Chiesa, quelli magari su cui lui stava pensando di avviare una riforma o di intervenire. Quindi diciamo era proprio era un insieme, una persona complessa, no? Ma positivamente, nel senso che aveva una grande intelligenza e una grande memoria, una grande furbizia, e poi assolutamente una formazione di quelle radicali dei gesuiti. Diciamo, io ho avuto un vescovo, il Cardinal Martini, che è quello anche che mi ha ordinato, che certo sono delle umanità che sono attraversate, insomma, non solo dal Vangelo, ma anche dalla capacità di discernere
di capire insomma se una cosa viene dal Signore, una cosa viene dal proprio ombelico, quindi credo che davvero Noè ha fatto un'esperienza molto bella. E poi sul fatto che abbia creato un rapporto con un siciliano, credo che sia anche molto interessante, perché non dimentichiamoci che lui è cresciuto più a sud della Sicilia, no? A Buenos Aires, e questo aspetto del sud, del sole, dei colori, dei sapori, della necessità di incontrarsi e darsi la mano, toccarsi nella carne, fa parte della cultura diciamo meridionale, se fossimo in Italia, e del sud del mondo. Io l'ho visto anch'io personalmente, che pur essendo cresciuto in Brianza, però ho delle radici, essendo nato io in Brasile, quindi diciamo siamo tutti uomini del sud. E qui quindi dialoghiamo bene. Un uomo, una figura sicuramente empatica, dottore Noè, ma cosa le chiedeva? Era interessato ai problemi della gente? Sì, sì, le sue domande erano sempre legate a perché le persone venivano da me come psicoterapeuta. Allora io dicevo, Papa Francesco, vengono da me perché o hanno l'ansia o hanno la depressione, problematiche familiari, ultimamente anche disturbi della condotta alimentare, quindi molti ragazzi che magari arrivano al disagio estremo, e poi le dipendenze, anche questa è una tematica su cui dibattevamo spesso, fino ad arrivare molto a questo aspetto anche dei giovani e degli anziani, ecco, le due cose su cui si focalizzava molto. E allora mi diceva sempre cosa possiamo fare per aiutare. E io dicevo, io cerco di fare del mio meglio dal punto di vista del mio lavoro, e quindi lui voleva degli spunti. Ecco, lui era molto attento a quello che accadeva tra le persone, per poi poter dare dei messaggi anche molto forti durante il l'Angelus o altri momenti nelle udienze, e quindi questo aspetto usciva molto fuori nei nostri discorsi, e poi c'era il mio nome e cognome che è diventato anche lì una particolarità, perché certo, io Noè. di nascita vado Salvatore Noè, quindi due nomi di salvezza. Capite bene che incontrare il Papa, qualcuno era in scritto nel Vaticano destino, diceva diciamo, che il Papa incontrava Noè, e quindi anche lì si dibatteva in maniera ironica, chiaramente, su questi incontri. Allora, noi ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa per la pubblicità, ma ritorniamo tra poco. Rimanete con noi perché è davvero una puntata straordinaria, come straordinario è stato Papa Francesco. A tra poco. Ritorniamo in diretta Sicilia 24 Focus, stiamo ricordando la figura straordinaria di Papa Francesco, lo stiamo facendo in compagnia di Monsignor Dario Edoardo Vigano, già prefetto per la comunicazione di Papa Francesco, e del dottore Salvo Noè in collegamento da Acireale, dal suo studio di Acireale. Abbiamo parlato di un Papa empatico, di una figura sicuramente rivoluzionaria, ma in che modo si può definire, Monsignor Vigano, Papa Francesco un rivoluzionario? Ma io, diciamo, anche rispetto a questo termine ho qualche perplessità, perché Papa Francesco bypassava tutti a destra, a sinistra. Poi faceva di testa sua un po' sì, in qualche modo. Cioè è imprendibile, no? Perché lo abbiamo visto da un lato essere molto deciso e determinato nell'accoglienza. Quando dice ascoltiamo una chiesa per i poveri e dei poveri, vuol dire mettiamoci in ascolto anche delle problematiche concrete delle persone, e pensiamo a tutto quello che ha fatto con il sinodo sulla famiglia, l'apertura ai divorziati risposati, l'apertura alle comunità omosessuali, l'apertura alle donne. Poi certo, a volte le soluzioni erano contrastate da alcune parti, meno dalle altre, a volte le soluzioni erano un po' in ritardo e in parte in contrasto anche con quanto lui aveva deciso, detto precedentemente. Però diciamo questi temi, per esempio, potevano essere, e molto spesso sono stati diciamo strattonati da una parte di visione ideologica politica, che poi dopo lui ha bypassato, oppure altre parti. Cioè è un uomo che era lui, è impossibile dare un'etichetta a Papa Francesco. Papa Francesco è un uomo del popolo, che ha amato il popolo, che è innamorato della sua congregazione dei Gesuiti, quindi sente molto. A me un giorno disse, sai, quando sento Ignazio di Loyola, sento il sangue vibrare. Cioè lui
ce l'ha avuta dentro quella formazione, quindi è un uomo sacro, così, diciamo, che poi ha cercato di portare tutta questa sua formazione, questa sua esperienza, questi suoi rapporti in un all'interno di un momento, sistema esatto, che è quello che lui anche conosceva molto a distanza, di cui aveva anche un dei po' giudizi complicato, negativi, diciamo. eccetera. E lì a volte chiedeva uno, a volte chiedeva un altro, cioè è sempre stato molto difficile etichettarlo e chiuderlo. E mi aggancio alla sua parola, il momento, e torno dal dottore Noè. In che momento storico è arrivato Papa Francesco? Il momento storico molto particolare, pensate il discorso del Covid, quindi l'immagine che veramente ha segnato in maniera forte il suo papato, quindi quell'immagine mentre lui sale Piazza San Pietro da solo, in un momento che avevamo tantissima paura perché è la prima volta che affrontavamo una pandemia del genere, e poi anche i due papi, no? La coabitazione, anche questo è stato un segno particolare di questo papato. Quindi noi siamo stati attraversati da queste immagini, da queste sensazioni, da queste emozioni, e quindi questo Papa ha lasciato veramente tanto, tante sensazioni dentro di noi. Ecco, quindi un papato molto particolare. E poi fino alla fine, quante volte ha detto di disarmare le parole? Quante volte state attenti al chiacchiericcio? Quante volte ha detto che la guerra cioè con la guerra perdiamo tutti e quindi è una cosa che fa male a tutti? E allora messaggi molto forti, a volte non ascoltati, purtroppo, che però rimangono ancora forti dentro di noi perché noi abbiamo bisogno di ritrovarci come esseri umani. Papa Francesco aveva delle contraddizioni, senza dubbio, era un umano, un uomo diventato papa, però ci sono delle frasi che rimangono lì, stagliate dentro di noi, quelle della guerra, quelle dell'attenzione alle parole, quelle dell'ascolto, quello di mettersi nei panni dell'altro, prima di parlare, prima di proferire parole. Cerchiamo di rispettare le persone per cui stiamo emettendo delle parole, molte volte ne giudichiamo senza conoscere. Questo era il messaggio più potente anche che lui lanciava. Messaggi che poi portiamo in casa, portiamo in famiglia, e poi magari ci ritroviamo a dire anche ai nostri figli. Io in questi giorni, i bambini a casa per le vacanze di Pasqua, muore Papa Francesco, ovviamente la TV tutto il giorno accesa a guardare le notizie, quindi io ho due bimbi piccoli, e abbiamo parlato, no, della scomparsa. Ma perché è morto, poverino, mi dispiace, mia figlia non ha ancora neanche 9 anni, e quindi poi si parla della nonna, e dicevo anche la nonna non ci sarà più, però come Papa Francesco rimarrà dentro di noi. Quando una persona scompare, la sua lezione ce la portiamo dentro. Sì, ma poi credo che, certo, di fronte a questa esperienza, credo che ciascuno di noi debba poi cogliere un po' una visione complessiva di un pontificato, no? Perché certo sui singoli gesti, singoli atti ci possono essere visioni contrastanti, come anche legittimo che ci siano, certo, no? Ecco. Però io dico complessivamente abbiamo avuto un pontefice che è venuto in un momento molto complesso per tanti motivi, complesso per la vita del mondo, perché lui da subito ha detto le guerre attenzione, scomposte. Abbiamo una terza guerra mondiale a pezzetti, e in un'intervista ultimamente disse: sono anche un po', diciamo, amareggiato che non hanno preso sul serio questo mio modo di dire. Del 2015, tra l'altro, questa sua dichiarazione. Perché se l'avessero presa i potenti del mondo da subito seriamente, intanto si sarebbero impegnati a chiudere tutte le guerre dimenticate che ci sono nel mondo. E poi complessivamente, oltre al tema della guerra, io credo abbia riportato anche per noi cristiani un elemento molto che ha detto anche quello in maniera molto semplice durante l'Angelo, no? Dice: voi vi ricordate quando siete stati battezzati? Andate a casa e cercate il certificato di battesimo. Sembra così un modo per dire ricordatevi una data, ma dietro a questo c'è invece una visione dell'esperienza credente forte. Dice: attenzione,
siccome noi siamo nati con una eredità naturale, cioè noi facciamo parte del grande popolo dell'umanità, noi siamo nati destinati alla morte. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, per il peccato è entrata nel mondo la morte, dice San Paolo. Attenzione, perché nel battesimo noi passiamo dall'esperienza biologica destinata alla morte a un'esperienza che è ancora biologica, ma nella quale si innesta la vita di Dio. E quindi per noi la vita che è una, è la capacità di manifestare quella vita di Dio in noi. Ecco perché ricordava quando diceva: quando date del denaro a un povero, toccategli la mano, perché quello è il gesto di condivisione, di empatia, diciamo di vicinanza. Quindi ha dato anche questa visione molto importante. E poi il terzo ha accolto tutte le domande, come diceva lo psicoterapeuta prima, della contemporaneità, cioè dei problemi concreti che ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo vive, e ha cercato a suo modo, come ha potuto, sapendo che era Papa, rispondere a queste domande di carezze di Dio sulla propria esistenza. Di sicuro un Papa rispetto al quale non si torna più indietro. Ma no, io credo proprio di no, anche perché non dimentichiamoci una cosa, che noi pensiamo sempre all'elezione del pontefice come una strategia politica. Non è questo, cioè anche qui voglio citare il mio arcivescovo che mi ha ordinato prete, cioè Martini, il cardinale Martini, lo disse lui nel 2005. Anche oggi dobbiamo dire che il Papa è già stato deciso, perché lo decide Dio. Allora ecco perché noi preghiamo, e lo fanno anche loro per i cardinali, e loro lo fanno, invocando continuamente lo Spirito Santo. Quando entrano in conclave, loro entrano cantando il Veni Creator. Perché? Perché se Dio ha già scelto chi sarà il pastore universale della Chiesa, loro hanno il compito del discernimento, cioè dello scoprire chi Dio ha scelto. Quindi si torna indietro, ma no, assolutamente, perché i pontificati sono come degli anelli uno dentro l'altro. Certo, ciascuno porta la sua storia, la sua formazione, anche le sue passioni, però diciamo c'è una linea di continuità che è rassicurata dal fatto che la scelta è di Dio ed è scoperta dallo Spirito Santo. Ed è già stata fatta in qualche modo. Dottore De Donno, siamo in chiusura purtroppo, ma a questo punto, visto che abbiamo detto non si torna più indietro rispetto a quanto fatto sino ad ora da Papa Francesco, un suo suggerimento, un consiglio per il futuro Papa? È una domanda un po' particolare, da 1 milione di euro, di dollari. Il suggerimento che posso dare è legato a noi, perché il futuro Papa saprà, sicuramente sceglierà il miglior cammino, il proseguo del cammino per la Chiesa, e quindi invece per noi il messaggio è importante ed è quello di 3 parole che mi sono rimaste impresse, che spesso lui ripeteva e ha ripetuto anche a me. Le 3 parole che dovremmo utilizzare spesso: permesso, grazie, scusa. Allora, quando entriamo nelle vite degli altri bisogna entrarci con la giusta delicatezza, stando attenti. Grazie, segno di gratitudine per quello che abbiamo avuto, per quello che possiamo avere, grazie anche a Papa Francesco per i messaggi che ci ha dato. E scusa, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo chiedere scusa e tutti possiamo rimediare. Lui mi diceva questo: se noi utilizzassimo meglio queste parole, se li incarnassimo, li mettessimo più in pratica, sia nelle nostre famiglie, sia nei contesti sociali, sia nel lavoro, nella politica, andrebbe molto meglio. Ecco, dobbiamo fare di tutto affinché queste 3 parole siano frequentate e messe in atto più spesso. Sicuramente il perdono poi è quello alla base della cultura della cristianità, del cattolicesimo. Beh certo, non è un caso che Papa Francesco prima di questo giubileo ne ha fatto uno proprio sul tema della misericordia. A proposito di questo è arrivata una domanda da casa, la leggiamo, siamo davvero in chiusura. Papa Francesco ci ha lasciato durante il giubileo della speranza, scrive Giuseppe Bicceri, tema a lui molto caro. Lui stesso ha definito la speranza come attesa della vera felicità. Qual è secondo lei questo messaggio di speranza che Papa Francesco ci lascia in eredità?
Beh, la speranza è quella di guardare la storia non da qui verso la fine, ma al contrario, dal compimento leggere gli eventi che viviamo noi, che in fondo è il Vangelo di oggi. A Emmaus questi discepoli vedono uno che cammina con loro e cosa fa Gesù? Racconta le vicende a partire dalla risurrezione. Bellissimo, grazie Monsignor Viganò, grazie Salvo Noè. Siamo davvero in chiusura, cioè al limite proprio, anzi abbiamo anche sforato, però a questo punto una domanda la dobbiamo fare. Non facciamo il toto papa, quindi non parliamo di chi sarà il futuro papa, questo abbiamo detto, lo Spirito Santo già lo svelerà, ma secondo lei come si chiamerà il prossimo papa? Dipende chi sarà. Dipende chi sarà. Ci può essere, diciamo, sono due scelte, una è quella di scegliere un nome di qualche altro pontefice che c'è già stato, no? E per esempio potrebbe essere un Paolo VII, oppure può fare come Papa Francesco, che sceglie un nome così, tira fuori dal cilindro un nome nuovo, e questo indicherà anche un po' la strada della Chiesa. Il percorso. Dottore Noè? Punto interrogativo. Lasciamo il punto interrogativo, non lo so. Però siamo dire curiosi, tanti nomi, ma la curiosità c'è. La curiosità c'è, sì, però lo vedremo nelle prossime settimane. Intanto io volevo ringraziarvi, ringrazio anche Monsignor Viganò, è stato un onore stare con lui in trasmissione. Mio. E poi la speranza, è bella questa parola, che non è uno soltanto affidarsi, ma è una porta aperta davanti a noi e dobbiamo fare delle cose specifiche per poi attraversare questa porta e magari un giorno diventare anche noi porte per gli altri. Quindi la speranza è una parola molto potente, il Giubileo non è stato a caso dedicato a questa parola, quindi credo che c'è tanto da fare, come diceva Papa Francesco, e ognuno di noi deve fare in modo che tutto quello che è possibile sia messo in atto. Grazie. Grazie dottore Noè, grazie Monsignor Viganò, grazie a chi ci ha seguito e ci ha scritto anche da casa. Noi vi salutiamo qua e pregheremo sicuramente per Papa Francesco. Arrivederci.